C'è anche la spada di Damocle del rischio di un possibile commissariamento della Fondazione La Biennale di Venezia, che pende sulla testa dell'importante istituzione culturale veneziana, un atto d'imperio che però nessuno vuole fare per non mettere a rischio il proseguo dell'attività di una delle eccellenze culturali più prestigiose e riconosciute del mondo. La partita è ancora in piena evoluzione e ci sono pressioni a livello governativo italiano per convincere la Federazione Russa a un ritiro di propria iniziativa dalla laguna, non essendoci le condizioni, ma questo fino ad ora non è avvenuto e i curatori del padiglione hanno anzi confermato l'apertura ai giardini in modo regolare. Intanto l'Unione Europea ha confermato il taglio di 2 milioni di euro che andrà a ripercuotersi sulla Biennale Cinema College ben prima dei 30 giorni fissati per le controdeduzioni. Il Biennale Cinema College, ovvero il programma con cui la Biennale sostiene i giovani registi emergenti. La Biennale, dal canto suo, ha confermato che risponderà puntualmente a Bruxelles entro i termini dei 30 giorni, che non è ancora accaduto. I giorni più caldi e della resa dei conti saranno quelli della vernice tra il 5 e il 9 maggio. Se la presenza della Russia fosse confermata, il ministro italiano ai beni culturali Alessandro Giuri potrebbe perfino evitare di venire a Venezia, ma questo il ministro lo sta ancora valutando attentamente. Si risolverà la frattura con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. I due, fino a qualche settimana fa, erano grandi amici. Intanto la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la decisione della Commissione europea di un taglio di 2 milioni di euro alla Biennale, in conseguenza dell'invito alla Russia, una ricaduta nell'anticultura. Insomma, in laguna siamo ancora nel pieno della burrasca.